Buongiorno e benvenuti al notiziario Occhiali Ismea di venerdì 27 gennaio 2012. Consegne di latte in Italia più 1,99% nel periodo gennaio-novembre, più 2,26% in novembre. Consuntivo produzioni 2011, grana padano più 7,20%, parmigiano reggiano più 7,08%. Consumi domestici gennaio-ottobre 2011, grana padano meno 0,3%, parmigiano reggiano meno 3,1%. Export primi 10 mesi 2011, grana padano e parmigiano reggiano più 1,5%, formaggi grattugiati in polvere più 6,7%. Trend positivo per i formaggi duri di importazione. Grana padano 10 mesi, media ultime rilevazioni 8,10 €, 8,27 € al chilo. Parmigiano reggiano 12 mesi, media ultime rilevazioni 10,10, 10,32 € al chilo. Prezzo medio della panna 1,66 € al chilo. Prezzo del latte spot crudo Nord Italia 38-39 € per 100 kg. Prezzo latte spot pastorizzato di importazione franco arrivo 33-34 € per 100 kg. Consegne di latte in Europa più 2% nel mese di novembre 2011. Prezzi del burro stabili ma tendenzialmente volti al ribasso. Polvere di latte scremato, prezzi variabili. Esportazioni di polvere di latte scremato dall'Unione Europea, forte aumento degli acquisti anche da nuovi paesi, ad esempio Corea del Sud e Thailandia. Magazzini di burro e polvere di latte scremato stabili con quantità minime in giacenza. Grazie per l'attenzione e arrivederci.